La serata prosegue con un altro artista di Castelfranco Emilia che ha portato però il nome del nostro paese in giro, anche lui per tantissime piazze e tantissimi locali. E dovete sapere che questo artista ha iniziato a suonare alla veneranda età di 8 anni, ha iniziato a suonare anche lui nella banda qui del paese con il maestro che c'era allora, quindi questo è... cosa ho fatto? Ah no! Ha iniziato quindi a approcciare il mondo della musica con questo. Poi mi dice, a 12 anni un collega che tra l'altro suonava qui nella big band, mi ha detto anche puoi fare il nome, Claudio Ferrari, mi ha fatto ascoltare una musicassetta di un clarinettista extraterrestre, scritto in lettere cubitali. Era un certo Engelgualdi. Ecco che lui quindi da lì prende l'ispirazione. Signore e signori, Vincenzo Serra! Però qui vedo che devi sapere che venerdì devo suonare alla Stalla per la festa dell'Ama che facciamo ormai da 22 anni e penso che stasera ci siano molti di loro. Voglio ringraziare. Vedo anche mio fratello, quello che applaude più di tutti, fa un casino. E giusto, hai fatto bene a dirlo alla Stalla perché tra l'altro Vincenzo ha proprio questa vena, no? di cercare di partecipare a quello che è una cosa che non è vera. Sto zitto, è stato un suono, non la presento, stia al suo posto, non la presento. Allora dicevo, Vincenzo ha questa predisposizione comunque già da anni di cercare di contribuire, no? Anche lui in ambito sociale, in ambito di solidarietà, e quindi questa sera so che quando ti hanno chiesto di partecipare sei stato uno dei primi che ha voluto aderire e portare il contributo alla tua presenza. Io per quanto riguarda il Lama, 22 anni, facciamo 2 feste l'anno, mi hanno chiamato qua, però una piccola cosa un po', a San Nicola non mi chiamano mai. No. Io lo butto lì. Non so, è un messaggio, questo è un messaggio subliminale, usiamo questo, subliminale, fra le righe. Bene, allora, anche se mi ha cacciato la schitarrata, come dire, se è sbagliato, ho il piacere questa sera di presentare assieme al maestro Serra anche un'altra persona, un altro maestro, professore di musica che conosciamo da tanti anni, il maestro Bini, Paolo Bini, che questa sera si esibirà assieme a Vincenzo in un paio di brani. Anche lei da mandare messaggi subliminali? Questo siamo sicuri che va? No, volevo dire che io non sono di Castelfranco, ma musicalmente sono nato a Castelfranco. Il mio maestro è stato di Castelfranco, le mie orchestre sono state tutte di Castelfranco, ho insegnato le scuole qui a Castelfranco, io mi sento un musicista castelfranchese, anche se sono migliore. Avete musica viola stasera, Vi vedo bene insieme comunque, non so, non vi ci hanno messo insieme. Signori, prosegue lo spettacolo con Vincenzo Serra e Paolo Bini. Sapparno, non lo so, Sapparno. Il primo brano è un brano che ho scritto insieme a Engel Gualdi nel 1990 e si chiama Gigolo. Il secondo diciamo dopo. Diciamo dopo. Esatto. Chi lo sa che sarà? Lo so. È finito, grazie.
Vincenzo Serra, Paolo Vini. Suoni con questo, guarda, chissà perché, quello là suonava meglio però, Perché lo sposi? L'ho messo così. No, vado via. Non so, tutti e tre potremmo però fare quel cabaret oltre che suonare, mi sa, Io faccio la spalla, esatto. Sì, c'è anche mio padre, è lì, guarda, è lì. Si vede che anch'io sono figlio d'arte. E lui è un musicista. Ex. Poi ha smesso per fare il bravo presentatore. Ci provo, però sto ancora dando lezioni, non so perché. Allora, dicevo, Vincenzo Serra, tutti quanti lo conoscete, lui ha una lunga storia come clarinettista, però è stato anche orchestrale, ha avuto orchestre sue, ha collaborazioni, orchestre tue, certo, collaborazioni con conservatori, insomma, una vita piena di successo, piena di tante belle cose. E adesso, anche adesso, la musica fa parte della tua vita, è la tua vita, giusto? Sì, basta. Tu però non sei una brava spalla, io sì, ma tu insomma. Ovviamente sono diventato un bel diaframma. Bene. Non sono qua per suonare, anche per parlare. Bene, allora guarda, giusto, colpa mia che ti faccio parlare. Va bene, allora ti faccio suonare, ok. Quando siamo io e lui siamo così di solito, tutte le sere. Lui parentesi turno questa sera. Per quello, ho invitato loro. Sarà un massacro. Allora, secondo brano. Miliana è tuo, Anche questo non è il titolo. No, si chiama America, di Engelbart. America di Engelbart, ancora Vincenzo Serra, Paolo Vini.
grandissimi, grandissimi. Però l'hai spostato anche tu, eh? No, hai ripreso me, l'ha spostato anche lui, fa il furbo il tuo socio, eh?